La procura di Agrigento apre un'inchiesta per i 2 migranti trovati morti sulla spiaggia a Lampedusa. La polizia di Sciacca ferma una donna socialmente pericolosa e un ex pregiudicato che maltrattava la moglie. A Casteltermini i carabinieri denunciano 8 giovani minorenni per un raid punitivo. Era una baby gang. Allarme dell'Adiconsum di Agrigento per gli avvisi di accertamento esecutivi inviati dal Comune di Agrigento per le bollette IMU, Tari e Tasi degli anni precedenti. Al via i lavori di riqualificazione urbana a Villa Seta per oltre 10 milioni di euro. Alla BIT di Milano, Agrigento presente per il Teatro dell'Efebo. Il Comune presenterà il Mandorlo in Fiore 2025. La scuola di Palma di Montechiaro odierna è impegnata per un corso di giornalismo dedicato agli studenti delle terze classi. Il sindaco di Racalmuto incontra le associazioni del territorio per organizzare gli eventi culturali per il 2025. Riunione di coalizione indetta per domani dal locale circolo del PD di Agrigento in vista delle prossime elezioni comunali. Bando della Regione Siciliana per favorire i giovani e le associazioni alle attività sportive, investiti 3 milioni di euro. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento del nostro TV Notizie di oggi 7 febbraio venerdì. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta in merito ai 2 migranti morti a Lampedusa. Uno è stato trovato sulla spiaggia, l'altro deceduto al poliambulatorio, il servizio. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta in merito ai 2 migranti trovati morti a Lampedusa, uno sulla spiaggia, l'altro deceduto al poliambulatorio dove era stato trasportato dopo lo sbarco di 44 persone avvenuto all'Isola dei Conigli, nell'isola lampedusana. Il gruppo ha viaggiato su un barchino di 9 metri e la polizia ha intercettato in strada. Sono stati gli stessi migranti di origine bengalese, egiziana, pakistana e marocchina a segnalare agli agenti della polizia che 2 loro compagni di viaggio stavano male. Giunti in spiaggia, i poliziotti hanno trovato il cadavere di un uomo, mentre lungo il sentiero c'era un altro migrante in evidente ipotermia, poi ispirato al poliambulatorio. Sono partiti alle 22 di ieri da Abus Kamashi, in Libia, pagando $3.500 cada uno. I 44 migranti, tra cui una donna, giunti sulla spiaggia dell'Isola dei Conigli a Lampedusa. A riferirlo sono state le persone sentite dalla polizia, tra cui le 42 trasferite all'hotspot di Contrada Imbrecola. Tutti, seppur infreddoliti, stanno bene. La salma dell'uomo trovato morto sulla spiaggia è stato portato alla camera mortuaria del cimitero di Contrada Imbriacola a Lampedusa, dove, su disposizione della Procura di Agrigento, sarà eseguita un'ispezione cadaverica. L'altro cadavere è al momento al poliambulatorio. Entrambi dovrebbero essere deceduti per ipotermia. L'imbarcazione usata era una di 9 metri, per la traversata è stata subito sequestrata. La Polizia di Stato di Sciacca, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito un arresto verso una donna socialmente pericolosa e verso un pregiudicato di 40 anni che maltrattava la sua ex coniuge. La Polizia di Stato di Sciacca, nell'ambito dei servizi istituzionali, ha eseguito un'ordinanza di misura di sicurezza emessa dal GIP dello stesso Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica a carico di una giovane donna ritenuta persona socialmente pericolosa perché resasi responsabile di reati e condotte che hanno destato grande allarme sociale nella popolazione saccense. Il provvedimento giudiziario è scaturito dall'attività svolta dagli organi di polizia di Sciacca in piena sinergia con la Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini che, ricevute numerose segnalazioni e denunce, hanno raccolto gli elementi necessari a tratteggiare i gravi comportamenti della donna, le cui condotte era necessario infrenare sia per evitarne la pericolosa reiterazione che ai fini della stessa salvaguardia e per prestare le necessarie cure. Invero, negli ultimi mesi la donna aveva danneggiato diversi vasi in ceramica presenti nel centro storico di Sciacca, commesso un furto, arrecato disturbo e molestie sia a persone che a esercenti di diverse attività commerciali, creando notevole preoccupazione e allarme sociale tra i residenti.
In un'occasione la stessa donna era arrestata dal personale del commissariato di Sciacca in quanto a seguito di intervento di una pattuglia dell'ufficio di pubblica sicurezza per un segnalato danneggiamento commesso dalla predetta aveva aggredito gli agenti che cercavano di fermarne le condotte violente. In esecuzione della misura di sicurezza il personale del commissariato di Sciacca ha accompagnato e collocato la donna in un centro terapeutico assistito da altra provincia siciliana. Per il principio di presunzione di innocenza la posizione dell'indagata non è definitivamente accettata e il successivo giudizio di merito verificherà l'eventuale effettiva responsabilità della stessa. E sempre a Sciacca, su richiesta della Procura della Repubblica, il GIP del Tribunale ha applicato una misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a carico di un pregiudicato di 40 anni. Le indagini, condotte sempre dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sciacca, hanno consentito di accertare una serie di condotte pericolose poste in essere da un indagato in danno all'ex coniuge, in cui nel corso della lunga convivenza coniugale sarebbe stato imposto un regime di vita avvilente e insostenibile. La donna, in un progressivo percorso di avvicinamento all'autorità precedente, si è determinata a denunciare i maltrattamenti subiti. I carabinieri di Casteltermine hanno identificato e denunciato 8 minorenni ritenuti responsabili di un raid punitivo. Dovranno rispondere di violazione di domicilio e lesioni personali. Si tratta di una baby gang, il servizio. I carabinieri della stazione di Casteltermine hanno identificato e denunciato in stato di libertà 8 minorenni di età compresa tra i 14 e i 16 anni, costituenti una baby gang, ritenuti responsabili in concorso tra loro dei reati di violazione di domicilio e lesioni personali. Le indagini hanno permesso di accertare che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso il gruppo avrebbe messo in atto una spedizione punitiva facendo irruzione in un'abitazione privata dove si trovavano 3 coetanei aggredendoli con calci e pugni. I ragazzi feriti hanno riportato contusioni ed escoriazioni varie, hanno ricevuto le cure necessarie presso la locale guardia medica. I militari dell'Arma sono intervenuti immediatamente dopo l'accaduto, riuscendo in breve tempo a risalire alle identità degli aggressori, che sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le motivazioni alla base di quanto avvenuto. Si rappresenta che per il principio della presunzione innocente la posizione degli indagati non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità dei giovanissimi. I carabinieri della stazione di Campobello di Licata hanno eseguito la misura degli arresti in carcere dell'uomo ritenuto responsabile della tentata rapina avvenuta nei giorni scorsi presso la tabaccheria di Campobello di Licata. L'arrestato, una persona di 25 anni, domiciliato presso una comunità di Raffadali, in atto sottoposto alla libertà vigilata, si era introdotto all'interno di una tabaccheria di via Marconi, prendendo una pistola, ha minacciato il titolare intimandogli la consegna dell'incasso. Il commerciante aveva opposto resistenza, dando origine a una colluttazione con l'aggressione. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha consentito di bloccare e immobilizzare un uomo, ponendo fine all'azione criminosa. L'arma, successivamente accertata essere una pistola a salve col tappo rosso, è stata sequestrata. Preoccupazione per gli avvisi di accertamento esecutivi inviati in questi giorni dal Comune di Agrigento e quanto afferma la Diconsum di Agrigento, il servizio. Esprimiamo grande preoccupazione per i tanti avvisi di accertamenti esecutivi inviati in questi giorni dal Comune di Agrigento riguardanti il pagamento delle imposte locali come IMU, TASI e TARI per gli anni pregressi. Tali avvisi fanno seguito a tasse non pagate e stanno creando notevoli disagi tra i cittadini, in particolare per coloro che si trovano in difficoltà economiche. Quanto affermato dalla Diconsum di Agrigento per mezzo del suo responsabile provinciale Lenia Capodici, non possiamo ignorare la situazione delicata in cui molti cittadini si trovano oggi. Le difficoltà finanziarie accentuate dalla crisi economica e dalle recenti difficoltà legate alla pandemia hanno reso difficile per tante famiglie agrigentine onorare gli impegni fiscali. Inviare avvisi di accertamenti esecutivi senza una preventiva comunicazione chiara e senza la possibilità di accordarsi su modalità di pagamento rateizzato o dilazionato rischia di mettere ulteriore in difficoltà le famiglie agrigentine
Agrigentina. Ci preme sottolineare, continua la nota della Diconsum, come il dialogo tra l'amministrazione e i cittadini stessi sia fondamentale in questi casi per evitare ingiustizie e per consentire agli stessi cittadini di poter saldare i propri debiti fiscali senza il rischio di subire pignoramenti, sanzioni eccessive o fermi amministrativi. Invitiamo pertanto, afferma la Diconsum, il Comune di Agrigento a rivedere le modalità di invio degli avvisi, garantendo una comunicazione più chiara e tempestiva, una maggiore flessibilità nella gestione delle morosità, con la possibilità di concordare piani di rientro di pagamento rateizzati e un'adeguata assistenza verso i cittadini in difficoltà, creare un canale diretto di confronto con le associazioni dei consumatori per monitorare e risolvere le problematiche legate alla gestione fiscale. L'obiettivo è quello di tutelare i diritti dei cittadini senza caricarli di ulteriori oneri che non sono in grado di sostenere. Confidiamo che l'amministrazione prenda in considerazione la situazione sociale e economica e risponda in modo tempestivo ed equo. La Diconsum resta a disposizione dei cittadini per qualsiasi chiarimento e assistenza nella gestione di tali pratiche. Al via i lavori di rigenerazione urbana a Villa Seta, l'importo è di circa 10 milioni di euro, a comunicarlo l'assessore ai lavori pubblici del Comune, Gerlando Principato, il servizio. L'amministrazione comunale di Agrigento annuncia l'avvio ufficiale dei lavori di rigenerazione urbana nel quartiere di Villa Seta. È un progetto ambizioso che punta a trasformare radicalmente uno dei principali assi viari della città, via Mazzabotto, e restituire spazi di qualità e vivibilità ai cittadini. Il progetto è articolato su 6 lotti funzionali, prevede interventi mirati che spaziano all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla creazione di nuove infrastrutture verdi e aree di aggregazione. Tra i principali interventi, a detta della nota dell'assessore ai lavori pubblici di Agrigento, Gerlando Principato, quello della realizzazione di aree verdi che contribuiranno a migliorare la qualità ambientale, i nuovi parcheggi e il ripristino dei vecchi, tra cui il parcheggio di Cugno Vela, pensato per servire non solo la comunità agrigentina, ma anche i flussi turistici diretti verso la Valle dei Templi, grazie anche alla sua vicinanza con la linea del treno storico. Quindi la pista ciclabile che attraverserà l'intera via Mazzarbotto, collegando l'ingresso di Villa Seta fino all'area attuale del centro commerciale, spazi di ritrovo per diverse fasce di età, quindi la creazione di aree dedicate sia agli anziani che ai giovani, inclusi campi di basket, aree libere dove poter socializzare e godere del paesaggio. Questa rigenerazione urbana rappresenta un passaggio fondamentale per recuperare il gap accumulato nel tempo in una periferia trascurata e dominata dal grigio del cemento armato, priva di spazi dedicati alla vivibilità e alla qualità dell'abitare. Questo quanto affermato dall'assessore alla rigenerazione urbana Principato. L'obiettivo, afferma Principato, è quello di restituire Villa Seta ai suoi cittadini offrendo un ambiente inclusivo, verde e dinamico dove i giovani e gli anziani si possono sentire parte di una comunità viva e moderna. I lavori sono stati già affidati per quanto riguarda le imprese esecutrici e per la direzione e la supervisione tecnica si concluderanno nel prossimo giugno 2026. Questo progetto, conclude Principato, si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione urbana che ha già visto il completamento dei lavori di Piazza Concordia, restituendo alla città un'altra area simbolica completamente rigenerata. E il Libero Consorzio Comunale di Agrigento parteciperà alla Borsa Internazionale del Turismo in programma in questi giorni a Milano. Sarà presentata la nuova realtà del Teatro dell'Efebo nel Giardino Botanico di Agrigento e Servizio. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento parteciperà alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo, in programma in questi giorni a Milano. La partecipazione è finalizzata alla creazione di una rete di contatti con i buyers italiani e stranieri, in particolare agenzie di viaggio, tour operator e attività ricettive, per implementare l'offerta del turismo degli eventi. In particolare saranno illustrati 2 progetti, il primo lanciato nel 2023 con pieno successo, convincendo residenti e turisti, e la nuova realtà del Teatro dell'Efebo all'interno del Giardino Botanico, avviato verso la 3ª stagione. Ricavato nell'antica e incantevole Cava dei Templi, rappresenta una scommessa per l'accoglienza dei turisti che attualmente permangono davvero poco ad Agrigento.
Il secondo obiettivo, ovvero la riqualificazione della foce del fiume Akragas, prevede un percorso museale sulla storia dell'antico porto di Akragas, vera origine della colonia greca, con la creazione di un'area turistico-culturale per eventi, convegni e mostre nei locali della storica focetta, di cui si spera nella sua inaugurazione entro l'anno in corso. Sarà presentata inoltre e distribuita ai presenti una brochure realizzata dal settore turismo sulle origini e sulla programmazione del Teatro dell'Efebo, finalizzata a stimolare accordi per la fruizione turistica. E anche il comune di Agrigento porta il mandorlo in fiore alla BIT. Il coordinatore della manifestazione, Carmelo Cantone, sarà presente insieme al sindaco di Agrigento Miccichè e all'assessore alla cultura Costantino Ciulla per promuovere e illustrare l'evento che si terrà ad Agrigento dall'8 al 16 marzo 2025. Anche se mancano ancora alcuni piccoli dettagli per il completamento del programma, siamo felici di poter presentare il nostro evento in una vetrina così prestigiosa come la BIT, dichiara l'assessore Carmelo Cantone. La prossima settimana il 77° mandorlo in fiore sarà presentato ufficialmente alla stampa locale, offrendo un'anteprima delle novità e degli appuntamenti in programma. E i comuni di Siculiana, Santa Margherita Belice hanno aderito al distretto turistico Valle dei Templi e al suo programma di promozione turistica. I sindaci Giuseppe Zambito e Gaspare Viola nelle relative delibere hanno espresso apprezzamento per il percorso di valorizzazione turistica e promozione territoriale intrapreso dal distretto. L'amministrazione del distretto turistico Valle dei Templi, Fabrizio Lacaipa, commenta: con l'ormai prossimo rientro di Gela e di altri importanti soci, il distretto supererà i 450.000 abitanti, un'area estesa dal Nisseno fino al Mar Mediterraneo, con 150 km di costa del Mito, con l'area archeologica più estesa al mondo, che comprende Salinunte, la Valle dei Templi, la Crea Minoa e Gela. È una realtà, conclude Lacaipa, di 48 comuni con una proposta turistica da oggi sempre più competitiva. E l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo comunica l'adesione del suo comune Montevago alla rete amministrativa Cattolici in Italia, che sarà costituita il prossimo 14 e 15 febbraio a Roma. Il servizio. L'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo comunica l'adesione del suo comune Montevago alla rete degli amministratori cattolici in Italia. L'onorevole afferma come il 14 e 15 febbraio parteciperò a Roma all'Assemblea Costituente della Rete degli Amministratori Locali Cattolici in Italia, nata informalmente a luglio a Trieste, alle settimane sociali dei cattolici italiani. All'appuntamento, che vedrà la partecipazione di ben 600 amministratori, interverranno tra gli altri Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, presidente della commissione della CEI per i problemi sociali Ernesto Maria Ruffini, e le principali associazioni cattoliche come Azione Cattolica, ACLI, Agesci, Comunione e Liberazione, Comunità di Sant'Egidio, Movimento Cristiano Lavoratori, Rinnovamento nello Spirito e Movimento Politico per l'Unità. Aderisco al progetto, continua il sindaco di Montevago, con grande piacere e interesse. La rete, spiega La Rocca Ruvolo, punta a presentare una mozione con delle proposte da presentare in tutte le regioni italiane e in 100 città su alcuni punti programmatici legati al territorio, al disagio giovanile, alla sostenibilità ambientale, il welfare territoriale, nuove forme di partecipazione, dalle politiche per la famiglia al volontariato. La classe terza E del tecnico informatico dell'Istituto di Istruzione Superiore Odierna di Palma di Montechiaro a scuola di giornalismo. Gli studenti, i veri e propri apprendisti dell'informazione, raccontano la loro scuola, un viaggio fatto di curiosità, impegno e passione per la notizia. Scopriamo insieme il loro racconto. Il servizio. L'Istituto Odierna si presenta attraverso i ragazzi della terza E. Sono stati nell'anno precedente in questa scuola che si sono diplomati ottenendo dei risultati veramente lodevoli. Molti di loro hanno avuto 100 e 100 e lode. Inoltre hanno raccontato la scuola intervistando i genitori che sono venuti a vedere i percorsi e gli indirizzi che offriamo e hanno interrogato gli stessi alunni che ancora la frequentano. Ti sei diplomata in questa scuola? Quando e con che voto?
Sì, mi sono diplomata l'anno scorso con il voto di 100 e lode. Ho deciso di proseguire gli studi e infatti mi sono iscritta alla facoltà di ingegneria informatica. Come i tuoi professori? Sono alcuni professori che proprio mi hanno cambiato e mi hanno fatto crescere tantissimo. Questa scuola ti permette di crescere, infatti mi ha lasciato tantissime esperienze che mi porterò nel cuore, come per esempio una volta sono andata a Dubai grazie a un progetto, o comunque mi ha permesso di fare molte esperienze, conoscere nuove persone, sono stata a Bergamo, sono stata in Molise, è stato molto costruttivo. Come ti trovi all'università? Ho affrontato materie sia che ho già affrontato nel mio corso di studi qui al tecnico informatico, sia materie che non avevo mai affrontato. Ti sei diplomato al tecnico informatico l'anno scorso, con quale voto? Mi sono diplomato con 100 e lode. È stata davvero un'esperienza molto bella perché mi sono trovato con dei compagni con cui avevo davvero dei bellissimi rapporti, con cui tuttora mi ci sento, specialmente con alcuni dei miei amici che ora sono anche miei colleghi universitari. Anche con i professori mi sono trovato bene perché ho costruito con loro un rapporto che va anche al di fuori dal contesto scolastico. Lei in questo momento si trova all'orientamento per iscrivere suo figlio. È una buonissima scuola, già frequentata da mio nipote, quindi mi ha consigliato. Io sono di Agrigento e sono in una classe di concorso dove ci sono tantissimi posti liberi, Agrigento è dove voglio. Però ho deciso di restare all'Odierna perché mi trovo abbastanza bene sia come staff di dirigenza sia come alunni. Infatti è da 8 anni che sono qui. Il primo anno, quando sono arrivato, pensavo di tornare a casa e invece ho trovato un'ottima scuola e ho deciso di restare qui. Infatti sono 8 anni e lo ripeto perché per me è un orgoglio far parte di questa famiglia. Quali sono i punti di forza di questo istituto? Questo istituto ne ha tanti punti di forza, considerate che in questi 8 anni è diventato un polo nazionale, un polo formativo nazionale, ce ne sono 50 e da quest'anno ce ne sono 25. Abbiamo vinto tantissimi bandi, 2 da 400.000 euro e uno, l'ultimo, da 1.040.000 euro per organizzare formazione in tutta Italia. Come istituto siamo all'avanguardia su quasi tutte le attrezzature e poi abbiamo parecchi indirizzi che sfornano ogni anno ragazzi veramente di qualità, ragazzi che fanno ottime prestazioni all'università con voti alti e quindi è un istituto abbastanza forte. Ha ancora dei rapporti con i suoi ex alunni? Sì. Ho tantissimi rapporti con i miei ex alunni perché il bello dell'Odierna è quello di instaurare un ottimo rapporto durante il percorso. Io insegno al triennio e mi porto i ragazzi dal terzo sino al quinto e ancora con molti di loro mi sento. Anche oggi in pieno Open Day i ragazzi si sono sentiti di venire a dare la loro esperienza, la loro voce e quindi questo è anche bello, cosa che non mi è successo in altri istituti. Qui all'Odierna i ragazzi ancora oggi mi scrivono, mi chiedono consigli. Sono qui da 9 anni, insegno disegno e storia dell'arte, quindi io insegno più che altro allo scientifico. Io mi occupo più che altro di teatro, laboratori teatrali e anche da qualche anno, da 4 anni, mi dedico pure della web radio. È una scuola dove io ho trovato molto spazio e la trovo in continua crescita. È affascinante venire qui a scuola, è molto, molto bello perché trovo sia ragazzi motivati che i colleghi anche disponibili e soprattutto la nostra dirigente che ci aiuta anche a crescere attraverso diversi progetti. Quale indirizzo offre questo istituto? L'Istituto Odierna negli anni si è arricchito di diversi percorsi formativi per rispondere alle esigenze del territorio. Abbiamo il liceo classico, il liceo scientifico tradizionale, il liceo scienze applicate, il tecnico informatico e telecomunicazioni con opzione informatica e l'istituto professionale, servizi per la sanità e l'assistenza sociale. Inoltre abbiamo i percorsi serali del tecnico informatico e professionale sociosanitario rivolto agli adulti. Da quanto tempo dirige questo istituto? Questo è il mio 8º anno all'Istituto Odierna di Palma di Montechiaro. E da quando lei ha iniziato a dirigere questo istituto, quindi si è insediato in questo istituto, cosa è cambiato?
è cambiato tanto. Perché chiaramente abbiamo arricchito l'offerta formativa, sono nati diversi indirizzi di studio nuovi, è aumentato in maniera esponenziale il numero degli alunni iscritti, si sono sfatati dei pregiudizi, per cui per esempio l'istituto tecnico, quando io sono arrivata in questa scuola, era frequentato solamente da ragazzi, e adesso invece, insomma, con grande soddisfazione iscriviamo tantissime donne all'istituto tecnico, perché la nostra sfida è proprio avvicinare le studentesse alle materie STEM. All'Ecomuseo del Mare e Memoria di Palermo 2 giorni dedicati alle scuole su temi di attualità e urgenze del pianeta. A organizzare l'evento l'INGV in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. Nell'anno dei 25 anni dalla sua nascita, l'INGV si racconta a Palermo in queste 2 giornate. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che noi chiamiamo INGV, si occupa della mitigazione dei rischi naturali e rischi antropici e ha molta attenzione per il territorio, per la difesa del cittadino, dell'ambiente. Ebbene sì, dopo 25 anni celebriamo questa importante data qui a Palermo, perché la Sicilia per noi è assolutamente importante. Abbiamo 2 sedi importanti, una a Catania che è l'Osservatorio Atneo e l'altra è qui a Palermo, che sarà l'Osservatorio Geochimico Nazionale. Dallo spazio interplanetario, la fisica del Sole, fino all'interno della Terra. E il tutto per una ricerca multidisciplinare, multiparametrica, che coinvolge collaborazioni in tutto il mondo con università e enti di ricerca internazionali. Ma raccontiamo in breve le vostre 3 linee di ricerca: ambiente, terremoti, vulcani. Abbiamo infrastrutture distribuite su tutto il territorio nazionale e anche nel Mediterraneo per difendere la popolazione appunto da questi rischi naturali, ma anche dagli tsunami, che purtroppo sono una calamità che può avvenire nel nostro territorio, ma anche nel Mediterraneo. Nell'ambito di questi 2 giorni è stato organizzato un concorso, il Pianeta Ora perché sui temi ambientali bisogna intervenire con la massima tempestività, non c'è più tempo per aspettare. Abbiamo avuto una partecipazione entusiasta delle scuole, abbiamo ricevuto più di 50 prodotti. Oggi premieremo i primi 3 classificati nelle 2 sezioni, poster e prodotti multimediali. Oggi siamo qui per promuovere una spedizione che Mare Vivo ha fatto lo scorso luglio presso l'isola Ferdinandea. Tramite l'utilizzo degli Oculus, Mare Vivo ha l'obiettivo di far conoscere questa meraviglia, far conoscere questo posto incantato e dire a tutti che in realtà l'isola Ferdinandea esiste. Si trova a 7 metri sotto il livello del mare e quindi noi tramite questi Oculus vogliamo dare a tutti la possibilità di visitarla e di anche sensibilizzare le persone a proteggere questo posto veramente incredibile, che può diventare una bellissima area marina protetta. Una riunione è stata indetta dal sindaco di Racalmuto Buongiorno, dalle associazioni di Racalmuto, per programmare le tante iniziative culturali per l'anno in corso. Sindaco, una riunione come non mai. Riunite nell'aula consiliare del comune di Racalmuto le associazioni, le imprese operanti sul territorio per pianificare alcune iniziative per il 2025. Sì, come avevamo già preannunciato tempo fa, abbiamo ritenuto opportuno organizzare una riunione con tutte le associazioni e con tutte le imprese per programmare le iniziative per tutto l'anno 2025, allo scopo di frattanto far partecipare tutti, sentire le proposte, valutarle insieme e poi fare un calendario delle manifestazioni in maniera tale che vediamo quelle che possiamo eventualmente inserire nella programmazione, quelli che possiamo eventualmente finanziare se richiedono un contributo economico, quelle che invece
chiedono un patrocinio a titolo gratuito, insomma una programmazione vera e propria con la partecipazione di tutte le associazioni. Credo sia una cosa utile e importante per evitare da un lato l'accavallamento di iniziative e poi soprattutto la collaborazione importante tra tutte le associazioni di Racalmuto. L'amministrazione è disponibile, vogliamo inserire queste iniziative in un progetto turistico-culturale per rilanciare il tessuto socio-economico, culturale e turistico della nostra Racalmuto. Assessore, una riunione utile con il coinvolgimento delle associazioni operanti sul territorio, soprattutto un momento di condivisione, di aggregazione per pianificare gli eventi del 2025. Sì, oramai è risaputo che Racalmuto ha una grande fortuna, quella di avere delle associazioni che hanno dimostrato negli anni e in questi mesi di amministrazione Buongiorno una grande attenzione per il nostro paese. Possiamo dirlo che le associazioni sono il cuore pulsante della nostra Racalmuto, è un patrimonio di idee, di risorse, di competenze che deve essere valorizzato. E allora l'amministrazione oggi è qui per continuare un dialogo, un confronto con tutti i rappresentanti delle associazioni sportive, ricreative, culturali, enogastronomiche. Stiamo cercando un po' di interessare tutte le possibili sfumature sociali e culturali che possono interessare la nostra comunità. Un dialogo e soprattutto la disponibilità a collaborare per quello che riguarda sia il supporto economico nei limiti delle possibilità di bilancio, ma anche un supporto logistico nell'organizzazione, nella programmazione. È giusto programmare all'inizio dell'anno quelle che possono essere tutte le attività che coinvolgeranno le associazioni e che avranno poi un riscontro in quella che è la comunità. Abbiamo detto alle associazioni, abbiamo fatto una richiesta precisa, per favore, abbiamo detto, nelle attività, nelle proposte che arriveranno all'amministrazione, tenete sempre in considerazione i nostri anziani, i soggetti disabili, perché in tutte le varie attività, ma tra l'altro abbiamo già dimostrato durante l'estate, durante le attività natalizie, anziani, soggetti fragili devono avere un momento proprio dedicato a loro, è una cosa a cui teniamo, e ovviamente anche ai nostri giovani. Ci sono tante proposte, già abbiamo ascoltato i rappresentanti delle associazioni con proposte di varia natura. Noi siamo qui pronti a collaborare come abbiamo fatto in questi mesi e come speriamo di continuare a fare. Linea da regia per la pubblicità. E si terrà domani sabato alle ore 9 nella sala Gerace dell'Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri di Agrigento il corso formativo su emergenze e urgenze in odontoiatria, compreso il ruolo della sedazione cosciente, diretto da Luigi Burruano, presidente provinciale della commissione Albo Odontoiatri. I lavori saranno aperti dal presidente dell'Ordine dei Medici Santo Petruzzella, quindi gli interventi di Franco Aristei, odontoiatra dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, e Matteo Mellini, chirurgo e odontoiatra sedazionista a Bologna. Teatro Politeama gremito a Palermo in occasione del premio Mario Giuseppe Francese, edizione speciale che cade nel centenario della nascita del cronista palermitano ucciso da Cosa Nostra il 26 gennaio del 1979. Tra i giornalisti premiati Salvo Palazzolo, Filippo Passantino e Luciana Esposito, il servizio da Palermo. Grande festa oggi al Teatro Politeama di Palermo per il premio Mario Francese, edizione speciale, in occasione del centenario della nascita del cronista palermitano ucciso dalla mafia il 26 gennaio 1979. Il riconoscimento, fortemente voluto dal figlio, il giornalista Giulio Francese, e promosso dall'Ordine dei giornalisti, è dedicato alle scuole che hanno gremito il teatro. Questo di oggi è un momento di memoria, di riflessione, ma anche soprattutto una festa, ed è bellissimo vedere questo Teatro Politeama così grande, pieno di studenti. È come un ponte che si lancia verso le nuove generazioni, un trasmettere qualcosa in termini di valori e di messaggi positivi a queste nuove generazioni che hanno bisogno di esempi positivi.
era un desiderio quello di ricordare i 100 anni di mio padre. Noi che non siamo riusciti a festeggiare i suoi 54 anni, oggi celebriamo il centenario, segno che Mario Francese è una figura ancora viva. Giornata speciale perché oggi ricorre il 100° anniversario della nascita di Mario Francese ed è un premio che non dobbiamo raccontare a noi, ma dobbiamo raccontare agli studenti che hanno gremito il Teatro Politeama di Palermo. Ringrazio gli insegnanti, i presidi per l'impegno e anche per gli ottimi lavori che hanno presentato in materia di antimafia. Mario Francese è un simbolo della nostra categoria, la categoria deve soprattutto in questo momento essere unita perché ci sono molti colleghi minacciati. Il mondo del giornalismo dà fastidio e dà fastidio alla malavita, dà fastidio alla politica. Bisogna raccontare perché il cittadino, attraverso tutte le formule, la TV, quello che fate voi, i siti, le agenzie, i giornali, pubblicano le notizie perché sono sentinelle di democrazia, sentinelle di buona vita. E il giornalista deve essere un punto di riferimento, lo è sempre stato, lo continuerà ad essere. L'ordine dei giornalisti che ho l'onore di presiedere farà da faro per quanto riguarda tutto questo. Tra i premiati anche i giornalisti Filippo Passantino, Luciana Esposito e Salvo Palazzolo. Oggi ricevi il premio Mario Francese, cosa significa questo per la tua persona, per il tuo lavoro? Io credo che questo premio sia il segno che i giornalisti siciliani, tutti i giornalisti, continuano l'inchiesta di Francese, l'inchiesta su una mafia che cambia all'epoca e anche oggi. È il segnale che l'informazione in Sicilia sta dicendo ai boss scarcerati che non ci può essere più spazio per il ritorno e ai loro complici che non ci può essere una Sicilia, una politica, un'economia che ritorna al passato. L'inizio della collaborazione con Farm Cultural Park di Favara, e ringrazio per questo Andrea Bartoli e Florinda Sarajeva, perché finalmente dopo anni siamo riusciti a metterci insieme e quindi realizzeremo innanzitutto una 3 giorni in cui coinvolgeremo tutta la città, le associazioni, tutti i protagonisti del nostro territorio, insieme a tanti amici che vengono da Favara, da Palermo, da Agrigento, all'insegna dell'arte contemporanea, della creatività, dell'innovazione. E poi soprattutto abbiamo un obiettivo, che è quello di fare della Cittadella dei Giovani il centro propulsore di queste iniziative. La Cittadella è il centro dell'innovazione nella nostra città, con alcuni progetti, in modo particolare il CoArte. Abbiamo acquistato delle attrezzature che tanti ci invidiano, grazie anche alla collaborazione di tanti soggetti sul territorio. Penso ad esempio all'Istituto Tecnico, all'ITS, al mondo delle imprese con la CNA. Hanno creduto adesso è il momento di proiettarla nel futuro, e io credo che grazie proprio all'iniziativa che stiamo mettendo in campo, che peraltro ci consentirà di allargare gli orizzonti anche ad altre cose che stiamo realizzando, che metteremo insieme e che sono convinto nei prossimi anni poi porteranno ulteriori frutti. Nel 7 e l'8-9 febbraio sarà la giornata culmine, creeremo dei momenti in cui ognuno può raccontare quello che fa ad Alcamo ed eventualmente nel territorio, mettere in mostra le proprie iniziative e soprattutto la propria storia. Quello che ci interessa è far sì che tutti gli ingredienti del mondo culturale, della tradizione e dell'innovazione possano poi essere raccontati nei prossimi mesi, e in modo particolare posso anticipare che il 4 luglio Alcamo sarà sede poi di una delle iniziative che Farm già fa da tanti anni, dove una città importante europea sarà raccontata proprio qui ad Alcamo, e questo poi lo racconteremo, lo spiegheremo meglio nei prossimi giorni. Entrare a contatto con una realtà tra le più importanti, che è quella di Farm, con un progetto che a Favara qualche anno fa sembrava impensabile e che grazie alla visione di Andrea e Florinda sono riusciti poi a proiettare nel mondo. Quindi per chi non lo conoscesse invito a guardare cos'è Farm Cultural Park, un progetto di riqualificazione ma poi che è diventato un progetto di animazione, di attivazione di luoghi, ed è questo quello che vogliamo fare. A me qui ad Alcamo in modo particolare interessa mettere insieme le energie, le forze vitali che questa città già ha di suo, con una grandissima propensione all'attivismo civico di tante associazioni, di tanti gruppi di cittadini. Quindi credo che ne varrà assolutamente la pena venire ad ascoltare, ma soprattutto poi impegnarsi e trarre nuovi spunti. Per lavoro giro la Sicilia, dico sempre, non perché l'amo,
la nostra città, ma dico sempre che Alcamo è un'isola felice all'interno dell'isola. La differenza la fanno le persone. Abbiamo una storia invidiabile di grande capacità, di grande laboriosità nel mondo delle arti, dei mestieri, delle imprese. Non dimentichiamoci che ad Alcamo ci sono delle imprese che sono davvero fiore all'occhiello nel mondo. Creare quelle connessioni, ed è questo che in cui siamo impegnati, delle connessioni importanti. Questo lo faremo grazie a Farm, ma non solo, grazie anche ad altri progetti che ci vedono in partnership con tante altre persone ed imprese. Questo serve per far sì che innanzitutto gli alcamesi si rendano conto di avere una grande fortuna e una grande capacità che vanno appunto messi a frutto. Sabato 8 febbraio ad Agrigento, nella sede del Partito Democratico in via Plebs Re alle ore 17, si confronteranno le delegazioni del PD, del Movimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva. Tra gli altri saranno anche presenti gli onorevoli Ida Carmine e Giovanni Iacoro. L'obiettivo è quello di creare un polo progressista e una solida alleanza in vista delle prossime elezioni. Il Circolo Vittoria Giunti del PD di Agrigento scrive: Agrigento è reduce da decenni di disamministrazione resa più agevole dalla scarsa presenza delle forze di opposizione. La preparazione della prossima campagna elettorale per le amministrative quindi è un'occasione per elaborare un progetto di cambiamento radicale, rappresentando un'area diffusa di malcontento sociale, il riferimento ideale per coloro che credono alla politica come progettualità e agire collettivo per una visione condivisa del bene comune. E per lo sport, anche quest'anno i giovani siciliani potranno fare sport con il sostegno della Regione. Sul sito istituzionale dell'assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo è stato infatti pubblicato il decreto con l'avviso per la manifestazione di interesse rivolto a società e associazioni interessate ad aderire all'iniziativa introdotta ormai 2 anni fa per volontà del Presidente della Regione Renato Schifani, con l'obiettivo di avvicinare allo sport bambini e ragazzi delle famiglie siciliane meno abbienti, un'iniziativa sulla quale anche nel 2025, afferma Schifani, la Regione ha investito 3 milioni di euro inseriti nella legge di stabilità e che nel 2024 ha coinvolto circa 16.000 ragazzi e ragazze sotto i 16 anni. Laurea honoris causa in Scienze delle Comunicazioni per Letteratura, Arte e Musica va a Lia Minio, direttrice dell'Accademia dello Spettacolo Palladium di Favara, il servizio. Laurea honoris causa in Scienze delle Comunicazioni per Letteratura, Arte, Musica e Spettacolo Artistico Audiovisivo va a Lia Minio, direttrice dell'Accademia dello Spettacolo Palladium di Favara. L'onorificenza è stata conferita dall'Università Internazionale ISFO alla presenza del rettore vicario professor Vincenzo Mallamaci presso il suggestivo salone del Castello Angioino Aragonese di Gaeta. La cerimonia di consegna è avvenuta con la presenza di numerose personalità di rilievo provenienti dall'Italia, dall'estero e dalla Santa Sede, rendendo unico questo importante e prestigioso appuntamento. La laurea honoris causa celebra un importante riconoscimento a corollario delle molteplici attività, sia artistiche che di solidarietà, che Lia Minio svolge da sempre, distinguendosi con passione e impegno. Questo è il commento del rettore vicario professore Vincenzo Mallamaci nella cerimonia. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Ricordiamo che i programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.